A tarda notte, governatori delle regioni italiane ed il presidente del Consiglio Conte, dopo una lunga ed accesa trattativa, trovano la quadra sulla riapertura già da lunedì prossimo per quasi tutte le attività economiche e di ristorazione: bar, ristoranti, parrucchieri, centri estetica, negozi, eccetera, ad eccezione di Piemonte e Toscana, la cui ripresa è rinviata di soli 7 giorni. È una fase delicata e non possiamo sbagliare, per questo vi chiedo spirito di collaborazione istituzionale. Da parte del governo c'è la disponibilità a concedere alle regioni di procedere alla riapertura con propri protocolli, ma dovete assumervi la responsabilità che sarà una ripresa in sicurezza. Con queste parole il capo del governo concede il via libera ai presidenti di regione che ottengono regole e distanze più corte di quelle volute da INAIL e Istituto Superiore di Sanità. In Sicilia Nello Musumeci, insieme ai suoi colleghi governatori, ottiene una ripartenza parziale e soprattutto un alleggerimento delle norme troppo restrittive volute dall'INAIL. La distanza sarà di 1 metro contro i 4 metri quadrati ipotizzati dall'INAIL e si riducono le distanze a 10 metri quadrati, mentre prima erano di 20 metri quadrati, consentendo dunque un miglioramento degli spazi a vantaggio del numero dei clienti. Nelle spiagge, ad esempio, si riduce la distanza per ciascun ombrellone e frelettini, sarà possibile giocare a racchettoni o surf, mentre sarà vietato praticare il beach volley in quanto causa di assembramenti. Semplificata la vita anche ai negozianti, dove la regola principale resta quella del distanziamento di 1 metro, l'igienizzazione di mani e l'uso della mascherina per tutti e dei guanti quando si maneggiano scarpe o vestiti. Gli alberghi dovranno essere dotati di impianti di ventilazione e dovrà essere effettuata una frequente manutenzione e sanificazione. Le singole amministrazioni comunali stabiliranno le indicazioni per il commercio al dettaglio, distanza di 1 metro, e per i mercatini accessi regolamentati in entrata e in uscita. In ogni caso bisognerà osservare tutte le prescrizioni e soprattutto rimanere a casa se si ha la febbre oltre i 37,5 gradi o altri sintomi sospetti. La parola d'ordine rimane una: distanza, perché è questa la precauzione più efficace per evitare il diffondersi del contagio.